Bentrovati a nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Non passa giorno senza che ci sia un grave incidente sulle strade del Friuli, un tema affrontato nella 7ª edizione di Uniti per la sicurezza stradale, l'iniziativa organizzata da ABM Sport & Drive in collaborazione con la Polizia Stradale per sensibilizzare i neopatentati alla guida. 7ª edizione di un'iniziativa sicuramente che riscontra molto successo, Uniti per la sicurezza. Tanti giovani, tanti ragazzi interessati, Massimiliano Bertocci, il Deux ex machina, lo possiamo dire un po' così, di questa iniziativa. Ecco, qual è lo scopo, ma soprattutto che cosa osservate maggiormente ogni giorno tra i ragazzi o tra chi si approccia a guidare un veicolo, soprattutto la macchina? Ma innanzitutto arrivare alla 7ª edizione di Uniti per la sicurezza stradale a Pordenone è un grandissimo successo. Abbiamo passato una crisi economica nei primi anni 2010, poi ci si è messo anche il Covid e siamo riusciti a stare in piedi con una manifestazione, un'iniziativa dedicata solamente per il volontariato e per il sociale. Quindi questo è doveroso dirlo, siamo riusciti a continuare questa pregevole iniziativa. Lo scopo dell'iniziativa è quella di passare il messaggio della cultura alla sicurezza stradale. Solamente informando le persone, e in questo caso qui appunto di incontro alla Fiera di Pordenone, dove sono tantissimi giovani, circa più di 7.000, è il contesto giusto per trasmettere alle nuove generazioni la cultura alla sicurezza stradale. Questa è la prima cosa. Come lo facciamo? Lo facciamo con due attività. Una all'interno del quartiere fieristico, assieme alla Polizia di Stato, agli operatori specializzati, verranno illustrate le dinamiche degli incidenti stradali e quindi passare il messaggio della prevenzione, mettersi al sicuro. Nell'area esterna del Pordenone Fiere, un'area dedicata completamente alle esercitazioni di guida sicura. I ragazzi neopatentati, in questo caso si parla delle quarte e quinte superiori, possono iscriversi allo stand di Uniti per la sicurezza stradale assieme alla Polizia di Stato e effettuare un percorso di 30 minuti. Cosa riscontriamo? Innanzitutto tanta curiosità. Si dice che il giovane è il futuro, il giovane è il presente, solamente lavorando con loro possiamo avere solamente una generazione dove possiamo trasmettere, come ho detto in principio, la cultura alla sicurezza, in questo caso cultura alla sicurezza stradale. Massimiliano, però negli ultimi tempi dobbiamo registrare purtroppo tanti incidenti in autostrada, ma anche nelle strade ordinarie della circolazione. Molti giovani, sicuramente le vittime, anche ieri sera in autostrada un giovane di 34 anni ha perso la vita. Ecco, qual è il consiglio, ma soprattutto che cosa vedete, quali negligenze vedete per la maggiore? Innanzitutto la prima causa di incidentalità stradale a livello nazionale è la distrazione. Quindi se parliamo di distrazione, quell'oggetto che ci distrae la guida è sicuramente l'uso improprio del nostro cellulare. Il cellulare è uno strumento, un accessorio importantissimo che ci aiuta sia per la vita privata, professionale e quant'altro, ma usato impropriamente in auto è un accessorio molto pericoloso, ci può distogliere il campo visivo, ci può distogliere a guidare la nostra autovettura ed ecco perché ultimamente sono saliti, ahimè, incidenti mortali proprio a causa della distrazione. Dobbiamo lavorare sulla cultura, alla sicurezza, come ho detto principalmente e all'inizio della intervista, che ringrazio Telefriuli per la vostra sempre presenza fin dalla primissima edizione, combattere la distrazione, l'uso improprio del telefonino. Telefonino, ma non soltanto però. Non soltanto il telefonino, ultimamente c'è anche una frenesia di affrontare anche i nostri percorsi, i nostri tragitti, anche in itinere, immagino i lavoratori che vanno al lavoro e tornano poi a casa. E il maggior picco, tra altre cose, di incidentalità ce l'abbiamo alle ore 18, la sera. Perché alle 18? Perché abbiamo accumulato tutta la stanchezza della giornata, usciamo dal lavoro oppure dalle nostre attività private, acceleriamo quelle che sono le nostre mansioni anche quando siamo alla guida con qualunque autoveicolo, sia un'auto, un furgone, un monopattino, una motocicletta. Quindi andiamo in eccesso di confidenza e in quel momento entriamo nella fase distrattiva.
e quello è una delle prime cause di incidentalità stradale, purtroppo. Ed ora ci spostiamo a Trieste. Questa notte ignoti hanno scritto sulla facciata principale della sinagoga: gli ebrei sono i novi, letterale, razzisti e fascisti. Indagini sono in corso da parte della Digos e delle immagini sarebbero arrivati anche i primi riscontri. Il rabbino Alexander Meloni sottolinea che non è un gesto che intimidisce la comunità. Una città comunque che accoglie, sì, ma che ha dei problemi come tutte le città e come tutta l'Italia. In un periodo economico difficile inevitabilmente anche riemergono questi problemi in cui si percepisce colui che è diverso come fonte forse anche di difficoltà o come se, che è un mito, prendesse il lavoro agli italiani o quelli che si considerano italiani, e questo sì è un vero problema, ma la città di Trieste rimane accogliente al punto tale che ci sono tante iniziative per combattere questo antisemitismo e questo razzismo. Do come solo esempio, ho collaborato adesso all'elaborazione di un calendario che sarà presentato dal San Marco, in cui tutte le feste religiose vissute dai triestini saranno segnate, quelle ebraiche, quelle greche, quella serbo-ortodossa, quella cattolica ovviamente e altre feste, che è queste piccole pietre che aiutano e che devono aiutare a far diminuire questo razzismo e questa sensazione che i triestini che hanno altre culture di fondo, in più a quella triestina, non sono così diversi, sono triestini anche loro e partecipano alla vita sociale. In questo senso il Friuli Venezia Giulia che regione è per il popolo ebraico? Ma lì è più difficile, diciamo che la massima concentrazione del mondo ebraico e della comunità ebraica si trova a Trieste, meno nel Friuli, ma non vuol dire che non sia stata una presenza molto importante di vita ebraica nel Friuli, come a San Daniele, a Spilimbergo e in altre zone, in cui purtroppo ne rimane solo delle tracce. A Trieste quello che stupisce sempre è che è una città che è multiculturale e multietnica, in cui le comunità hanno sempre convissuto e hanno sempre partecipato in modo molto attivo allo sviluppo della città, e la comunità ebraica in particolare. Questo dunque pone molti interrogativi, nel senso che ovviamente c'è qualcosa che non funziona sicuramente nella trasmissione della memoria e della storia, perché ovviamente non hanno molto senso questi scritti, soprattutto a Trieste, in cui non conosco più triestini che gli ebrei della comunità triestina, in cui che sono attaccatissimi alla città, ma anche la città è attaccatissima alla sua comunità. Dunque ovviamente, come sempre, questa è opera di persone che appartengono a delle frange estremiste, non si sa di che parte, che poco importa, e che hanno bisogno di una visibilità. Comunque questo non cambia assolutamente niente all'atteggiamento della comunità ebraica e degli ebrei di Trieste, che rimarranno e che rimangono attaccati alla loro città e che non scapperanno per queste scritte sicuramente. Ritorniamo a Udine, dove è stato presentato il progetto della nuova sede della Procura della Repubblica. Sarà realizzato in via Crispi, nelle adiacenze del Tribunale. Presentata oggi in sala Aiace a Udine la nuova cittadella della giustizia. Finalmente si è arrivati dopo tanto tempo, adesso manca esclusivamente il progetto esecutivo e quindi l'affidamento dei lavori. Il tutto è presumibile entro il 2023. Con noi il procuratore della Repubblica di Udine Massimo Lia, una sorta di
cioè riuscire a concentrare praticamente tutti i servizi in un'unica area comporta risparmio economico, risparmio di tempo, tanto più che anche in questo momento la Procura di Udine soffre di carenza d'organico. Esattamente, questa nuova cittadella della giustizia, se così la vogliamo chiamare, consentirà alla Procura di essere praticamente vicina, assolutamente adiacente al Tribunale, con un enorme risparmio di tempi e di risorse nelle attività che ovviamente si intersecano fra e il Tribunale. Consentirà anche dei risparmi economici, perché la Procura di Udine attualmente occupa un edificio privato e paga un'indennità di occupazione, essendo scaduto il contratto di locazione, che ha un rilevante importo economico, così come anche le sezioni di polizia giudiziaria e l'ufficio di sorveglianza sono anch'essi in rapporto di locazione con una società privata e in prospettiva dovranno anche loro trasferirsi in un secondo momento in questo nuovo edificio. E credo che la vicinanza tra Procura e Tribunale consentirà anche un servizio più efficiente per l'utenza, con risparmio di tempi e risorse anche e soprattutto per l'utenza. Ecco, si diceva carenza d'organico, si riesce a quantificare, perché sappiamo c'è stata la chiusura anni fa della Procura di Tolmezzo, quindi tutto si è concentrato praticamente a Udine. Esatto, a livello di magistrati la Procura adesso ha una vacanza d'organico di 2 unità che diciamo è fisiologica, ma la vacanza d'organico principale è quella del personale amministrativo, che oscilla fra il 30 e il 40%. Comunque vi è un notevole numero di persone che dovranno trovare sistemazione nella nuova struttura. Solo il nostro ufficio viaggia fra magistrati, personale amministrativo, ufficiali di polizia giudiziaria, magistrati onorari eccetera, siamo quasi sulle 100 persone attualmente, pur con le vacanze, e quindi poi si aggiungeranno le sezioni di polizia giudiziaria e un numero di persone importante. Bene, ringraziamo il procuratore Massimo Lia. Una battuta anche con il sindaco di Udine Pietro Fontanini, è importante perché da anni stavate parlando appunto della realizzazione di questa sorta di cittadella della giustizia e poi individuato chiaramente l'area che ha maggiore vocazione in città. Certo, ma ricordiamo anche che sia la Procura della Repubblica che il Tribunale di Udine hanno avuto un aumento di lavoro, perché quando è stato chiuso il Tribunale di Tolmezzo tutta in pratica la giurisdizione è aumentata, quindi il territorio e i cittadini che ricorrono alla giustizia sono aumentati, quindi c'è necessità di ulteriori spazi, ecco perché Udine deve adeguare le proprie strutture a favore di questo settore, che è un settore fondamentale, che tra l'altro l'Italia è un po' indietro per quanto riguarda i tempi della giustizia. Allora dotare sia la Procura che il Tribunale di strutture adeguate con i tempi è un aiuto ai cittadini, quindi è un riflesso positivo. Il nostro impegno è molto forte perché stiamo parlando di 12 milioni di euro, quindi un intervento costoso, importante, che porterà un bel lavoro qui in città e che, ripeto, darà lustro e soprattutto funzionalità a questi uffici. Ecco, tra l'altro si parla di strutture anche per il risparmio energetico, quindi dotate di tutti gli impianti possibili, risparmio anche da questo punto di vista. Sì, saranno edifici moderni, anche se dobbiamo... Pur mantenendo l'estetica. Dobbiamo mantenere l'estetica, le facciate perché sono vincolate, perché l'edificio risale agli anni 20, quindi va tutelato, però all'interno tutto sarà moderno, sarà funzionale anche per quanto riguarda il contenimento energetico e anche con soluzioni innovative come bisogna fare di questi tempi. Ecco, tutto dovrà essere completato chiaramente entro il 2026. Sì, perché gran parte del finanziamento, più di 5 milioni, arrivano dal PNRR e lì i tempi sono molto stretti, ecco perché adesso il prossimo anno partirà la gara e a metà anno senz'altro ci sarà l'assegnazione e quindi inizieranno i lavori ed è importante che questi si concludano entro il 2026, quindi i tempi sono abbastanza stretti insomma, per un lavoro così importante. E comunque se ne aggiungeranno anche altri in futuro perché è previsto un ulteriore investimento. Sì, c'è un ulteriore lotto e andremo alla ricerca di ulteriori fondi, ma io ho capito già che il Ministero della Giustizia è molto sensibile a questi interventi
e ci ha risposto subito mettendoci a disposizione questi 2,3 milioni che mancavano dopo l'aumento dei prezzi per dare l'avvio alla gara. Bene, ringraziamo anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini, qui da Sala IACE è tutto, a voi studio. E noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Partirà oggi al Teatro Giovanni da Udine Marinelli 100, un insieme di attività per festeggiare i 100 anni del liceo udinese. 100 anni di liceo scientifico Marinelli, una giornata importante, ne parliamo con il dirigente Stefano Stefanelli, insomma avete in programma tante iniziative. Abbiamo tante iniziative, inizieremo con la serata al Teatro Giovanni da Udine del 10 di novembre, una serata in cui avremo alcune brevi introduzioni, diciamo così, commemorative, ma poi sarà una serata dedicata alla musica col Marinelli Gospel Choir, al teatro con alcuni brani fatti dal gruppo teatrale del Marinelli Mattia Mazzo e delle coreografie di danza organizzate dalle professoresse Pizzerossi, quindi sarà più uno spettacolo dentro cui inizieremo a ricordare questi 100 anni del Marinelli. Che significato ha questo anniversario per voi e per la scuola? Per noi ha il significato di comunque voler confermare e conservare la nostra tradizione. 100 anni sono tanti, vuol dire che è una scuola che ha una tradizione udinese, una tradizione friulana, ma è una scuola anche che vuole aprirsi verso il futuro, perché adesso con gli investimenti del PNRR, la nuova sede in cui siamo in questo momento, le sfide sono importanti, quindi siamo una scuola che ricorda il passato per poter guardare al futuro. Ecco, come è strutturata? Perché vediamo anche un'area esterna, oltre che le classi. C'è un'area esterna, un bellissimo patio in cui metteremo una tensostruttura per poter fare attività estiva, dotata di laboratori, soprattutto tutte le aule hanno un'uscita verso l'esterno, quindi non ci sono budelli interni, è tutta su un piano, quindi non ci sono neanche le scale da salire, quindi è veramente una struttura innovativa. In più abbiamo portato qui tutti i laboratori che avevamo nella vecchia sede e che evidentemente avevano trovato posto negli scantinati, perché il Marinelli, costruito alla fine degli anni 50, non era una scuola operativa, non era una scuola sperimentale, non era una scuola laboratoriale, quindi ci siamo tutti adattati. Invece questa scuola qui prevede anche degli spazi laboratoriali di alto livello e abbiamo dedicato subito alle scienze, alla robotica, alle lingue, all'informatica. Quindi sede nuova, progetti ulteriori, futuri? Un grosso progetto sarà quello che coinvolgerà l'EDR e il Liceo Marinelli nella realizzazione degli spazi di apprendimento nella parte della scuola che verrà ristrutturata. Parliamo anche lì di 20 aule e 5 spazi comuni, tra cui la nuova biblioteca, che dovranno essere diciamo così, integrati con i cospicui fondi del PNRR che sono arrivati al Liceo Marinelli, su cui stiamo lavorando. Quindi sarà una sinergia tra il cantiere dell'EDR e il nostro, che è un cantiere diciamo così di tipo architettonico, e il nostro cantiere che è più un cantiere di tipo didattico, ma anche lì quando rientreremo nella parte ristrutturata ci sarà un Marinelli nuovo, un Marinelli diverso. La professoressa Angela Schinella insegna storia e filosofia, ma ha organizzato l'intero evento per i 100 anni, un anniversario importante, e ci racconta un po' l'idea di questo evento. L'idea è un po' questa, che i nostri ragazzi di oggi hanno bisogno di capire e di vedere che cosa una scuola come il Marinelli, con una preparazione liceale quale quella del Marinelli, che cosa può dare loro e dove li potrà portare. Quindi abbiamo invitato una serie di ex studenti, studentesse, di testimonial vari, che hanno appunto proprio il compito di dire: ragazzi, noi siamo arrivati qua, in ambito scientifico, in ambito umanistico, in ambito artistico, in ambito sportivo. Il Marinelli ci ha dato questo livello di preparazione e poi ci siamo giocati le nostre carte. Potete farlo anche voi. Quindi questo è il cuore dello spettacolo, dell'evento, e questa è, diciamo, la mission più importante, no? Quindi utilizzare gli studenti di ieri per valorizzare e motivare gli studenti di oggi. Siglato questa mattina nel capoluogo friulano il primo patto di fiume della regione.
Siglato oggi a Palazzo Belgrado il primo contratto di fiume, un esempio che potrà essere preso anche da altri contratti di fiume e di laguna, per i quali si sta lavorando già da tempo. Siamo arrivati a questo risultato dopo diversi anni di confronti che hanno coinvolto diversi enti e diversi soggetti che magari anche fra loro non andavano d'accordo, però in questo caso sono riusciti a mettersi tutti d'accordo. Ne parliamo con l'assessore Giulia Manzan del Comune di Udine, che ha tirato un attimo le fila un po' così, all'ultimo momento è riuscita a dare il là definitivo. Ma innanzitutto dobbiamo ringraziare il soggetto promotore, che è il Consorzio di Bonifica, la cui presidente qui è Rosanna Clocchiatti, ovviamente tutti coloro che hanno partecipato, la Regione, il Comune di Pradamano, gli amici del Roiello e Legambiente, che ha sottoscritto anch'esso il contratto. È un lavoro di partecipazione importante, abbiamo sempre lavorato in armonia, anzi siamo anche cresciuti con ulteriori stakeholders e associazioni che hanno voluto aderire a questo piano processo, ecco, mi piace definirlo così, e alla sottoscrizione dell'atto di impegno odierno, che è un punto importantissimo di arrivo, ma è anche un punto di partenza per mettere in atto le prossime iniziative. E ci trasferiamo a Pradamano dal sindaco Enrico Mossenta. Che cosa rappresenta per il comune di Pradamano il Roiello? Perché innanzitutto scorre proprio in quello che è il borgo più antico della cittadina. Rappresenta un elemento sicuramente storico da valorizzare, come si diceva scorre proprio nella parte più antica, più vecchia del paese, dove sono nate, dove ci sono le famiglie storiche del paese, ed rappresenta quell'elemento, l'acqua rappresenta quell'elemento che è la vita e sulla quale poi si costruiscono le comunità. L'obiettivo oggi del contratto è quello di non solo far scorrere l'acqua, ma far sì di valorizzare quel percorso storico, far sì che diventi anche un percorso turistico legato e culturistico e culturale legato a quello che è il turismo dolce di oggi, le biciclette, le pedalate, le camminate delle persone che frequentano costantemente il territorio di Pradamano. Con il ruolo anche del Consorzio di Bonifica, la Presidente Rosanna Clocchiatti, si prospettano tempi difficili anche per l'agricoltura, per quanto riguarda l'irrigazione, quindi siccità, e comunque il Consorzio cerca di venire incontro a tutte le problematiche e in questo caso anche ha dato una mano per la valorizzazione per arrivare alla stipula di questo contratto. Diciamo che quando è partita l'idea qualche anno fa era uno dei primi, si parlava molto di contratto di fiumi ma non c'era la conoscenza e neanche, se vogliamo, la pratica per realizzare questo, quindi siamo stati un po' gli sperimentatori e a me piace ricordare sempre partendo dal basso, quindi un territorio che si è messo assieme nelle varie componenti, quella imprenditoriale, amministrativa, anche di volontari, e che ha dato al vita a tutto questo. E quindi io dico che il Roiello, oltre a tutte le funzioni che i due amministratori hanno ricordato, ha anche una funzione storica, quindi di ricordo, ma anche economica di un territorio, perché qui ci sono sul territorio di Udine, ma anche sul territorio di Pradamano, imprese agricole che comunque mantengono il territorio e che molte volte, come abbiamo visto quest'estate, hanno la necessità dell'acqua. Per cui la doppia funzione del Roiello è sì di tipo diciamo così ambientale, culturale, storico, ma anche imprenditoriale, e questo secondo me è il valore aggiunto di un contratto di fiume che può essere un esempio per tutto quello che poi arriva in futuro. Con noi l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro. Questo che cosa ci insegna? Un esempio quindi che può essere preso in tutta la regione per applicare ulteriori contratti di fiume, di laguna? Esatto, i complimenti a tutti gli attori innanzitutto perché è il primo contratto di fiume fatto nella nostra regione, è importante mettere insieme tutte le parti per condividere il fiume, ma anche, come è stato spiegato un attimo fa, anche tutte le esigenze, non solo turistiche, culturali, anche dal punto di vista di sviluppo economico e sostenibile soprattutto. Quindi bene, la Regione sarà sempre al fianco, auspico che sia contagioso questo esempio perché abbiamo bisogno di fare contratti di fiume ovunque, cominciare il tagliamento che si sa è abbastanza litigioso fra i comuni della parte alta e la parte bassa perché magari gli interessi non sono gli stessi, ma qui sono stati bravi a chiudere questo perché l'interesse è comune appunto dello sviluppo del territorio. Quindi molto bene, uno sviluppo che va nel senso appunto dell'ambiente ma anche dello sviluppo economico, turistico e culturale. Bene, ringraziamo anche l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro. Qui da Palazzo Belgrado è tutto, restituisco la linea allo studio.
La figura di Elio Morpurgo, sindaco di Udine, senatore del Regno d'Italia, ucciso durante l'Olocausto nazista, è al centro di una rappresentazione teatrale curata dallo storico Valerio Marchi. Marchi, la storia di Udine è intensamente intrecciata con quella terribile dell'Olocausto e della Shoah, in particolare per una sua figura cardine, una figura cardine nella storia politica udinese che è Elio Morpurgo, sindaco, senatore che appunto purtroppo perderà la vita nel corso dell'Olocausto. Sì, è una storia veramente emblematica, fra le tante che si possono scegliere è probabilmente la più intensa, ovviamente sono tutte intense, ma questa è anche emblematica per il periodo che prende, un periodo molto lungo, che quindi non comprende solo la Shoah, ma tutta la storia del Regno d'Italia, della nascita del Regno d'Italia, allo sviluppo di Udine, del nostro territorio, al quale Morpurgo diede un grande incremento, e poi la guerra, il fascismo, lui aderì al regime, fra l'altro, per poi essere perseguitato però dai nazifascisti. Quindi siamo veramente un'epopea, una saga familiare che è idonea anche a una rappresentazione scenica. Vede Morpurgo un'epoca di cambiamenti rapidissimi, perché lui appunto nasce nell'Ottocento, vede la nascita del Regno d'Italia, vede la Prima Guerra Mondiale, vede il fascismo, vede di fatto la nascita del Novecento. Sì, assolutamente, per questo è una storia emblematica, perché si può ripercorrere dall'angolo visuale di una famiglia, perché c'è lui, anche la famiglia ovviamente, tutta la nostra storia praticamente, perché poi anche dopo la Shoah c'è il seguito con i figli, 2 figlie e un figlio, con le ricerche del corpo che non si trovava e con tante altre vicende. Quindi veramente un angolo di osservazione privilegiato. Ecco, voi avete scelto di rappresentare appunto la sua vita, appunto questo angolo di osservazione in una rappresentazione teatrale. Sì, una rappresentazione teatrale e fra l'altro in un posto suggestivo e particolarmente adeguato, indicato, perché i Morpurgo erano proprietari del palazzo Morpurgo, che poi dalla famiglia fu donato al comune di Udine, oggi è sede comunale, e anche il castello di Butrio. Quindi andiamo proprio a casa Morpurgo, quella che era una volta casa Morpurgo, adesso c'è un'azienda dei Felluga. L'importanza quindi di tramandare queste storie a chi non le ha vissute, a chi non le conosce. Assolutamente, è importantissimo, io sono anche insegnante, quindi questo è un lavoro che diventa anche didattico, è una storia che abbiamo portato assieme ad altre anche nelle scuole, non in versione teatrale, ma come incontro, conferenza, dibattito, e sicuramente educativa, didattica, speriamo che serva a qualcosa, perché anche di recente abbiamo visto che ci sono stati dei casi di rinascente antisemitismo che veramente ci inquietano. Ecco, e proprio ricordando la Shoah, la decisione del comune di Udine di posizionare in diverse zone di Udine, non solo chiaramente di Udine, le pietre d'inciampo, una appunto è dedicata anche alla figura di Elio Morpurgo. È un altro modo di ricordare? Sì, e tutto va bene, tutti questi modi sono utili e poi a volte non bastano, ma non è un motivo per recedere, casomai è un motivo per incentivare il ricordo, la memoria, la ricostruzione storica seria, che non si basi solo sugli aspetti emotivi, sicuramente questo va bene, ma su una ricostruzione storica seria, accurata, che aiuti a capire i nessi, le connessioni, le cause-effetto, gli eventi, possibilmente per non ripeterli in nessuna forma. Siamo in chiusura, ma vi ricordiamo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 16:30. Buona giornata.